Sindaco, un fatto increscioso stanotte. È stata rubata la statua del barone Antonio Mendola posizionata da tempo davanti alla biblioteca comunale di Piazza Cavour. Sì, purtroppo mi sono giunte queste notizie qualche secondo fa e mi sento profondamente amareggiato, mi sento fortemente in grande difficoltà nel pensare a questo atto, perché, per quali ragioni, per quali motivi possa essere fatto. Avere rubato il busto del barone Antonio Mendola, uno dei più grandi uomini della nostra città, è un fatto che mi addolora come cittadino, come sindaco, come uomo di cultura di questa città. Sicuramente è un fatto, è un danno arrecato all'intera comunità favarese, a coloro i quali hanno goduto di tutti i benefici che il barone Antonio Mendola ha lasciato durante i suoi anni di vita e dopo, con i suoi scritti e con le grandi opere di beneficenza che ha donato alla città di Favara. Il fatto che alcuni balordi, non sappiamo se si tratta di una ragazzata o di un atto vero e proprio criminale, che ha prodotto questo danno, questo danno così grande alla nostra città. Sindaco, qualora il busto non venga restituito, l'amministrazione comunale provvederà eventualmente a collocarne un altro? Sì, sicuramente sì. Mi viene in mente in questo momento che per fare in modo che sia tutta la città a partecipare a questo eventuale evento, che ciascuno di noi vi possa contribuire con un proprio modesto contributo, proprio perché il fatto colpisce una comunità e in maniera collettiva dobbiamo dare una risposta. Non serve la sola risposta dell'istituzione comune, serve fare di questo fattaccio un momento di crescita culturale e civile della nostra città. Perciò mi permetto di lanciare già da questo momento, lontano dalla mia amatissima città di Favara, un appello a tutte le persone di buona volontà perché contribuiscano con un modesto contributo in euro per fare un nuovo busto al barone Antonio Mendola, e se fosse possibile ancora più bello, ancora più grande, per dire che questa è Favara, la Favara vera, non la Favara di qualche delinquente che ha portato stanotte il busto del barone Antonio Mendola.